È comune tradizione che la chiesa sia stata eretta verso la fine dell'VIII secolo dalle prestigiose famiglie degli artigieri e degli scopari. Inizialmente dedicata a San Vittore, santo martire feltrino, è stata in seguito intitolata a San Moisè per la munificenza di Mosè Venier che l'aveva restaurata. La chiesa fu ricostruita nel 1105 dopo il noto incendio che aveva distrutto Venezia e infine nel 1632. La facciata fu realizzata nel 1668 grazie al finanziamento dei fratelli Vincenzo e Girolamo Fini che, secondo la loro volontà, furono effigiati su 2 busti posti sopra gli ingressi laterali. Il progetto è della facciata e del padovano Alessandro Tremignon, fratello dell'allora parroco Andrea. Nel 1810, a causa degli editti napoleonici, la parrocchia fu soppressa e fu inglobata a San Marco. La parrocchia di San Moisè fu ricostituita nel 1967, quando la basilica fu riservata al capitolo patriarcale. È forse l'unica chiesa al mondo dedicata al profeta biblico Mosè.